Ciao amici della Maddalena TV, ci troviamo nel salone consigliare in compagnia di Federica Porcu, assessore all'ambiente e vice sindaco. Quindi lunedì 1° settembre si è svolto il consiglio comunale e il consigliere Cossu ha posto un'interrogazione. Quindi voleva sapere quali strategie avessi messo in campo per proteggere l'ambiente, in particolare Caprera, in queste giornate particolarmente caotiche. Che cosa è successo durante il consiglio? Dunque, durante il consiglio, ovviamente, l'interrogazione, posta dal consigliere Cossu, richiede una risposta scritta, quindi questa avverrà, nei 30 giorni successivi alla protocolazione dell'interrogazione. Detto questo, sono entrata comunque nel merito e nell'argomentazione della questione, che è una problematica che ci tocca tantissimo, che ci interessa molto da vicino, come residenti della Maddalena, del nostro arcipelago e soprattutto come cittadini che amano il proprio territorio. È una problematica però, quella dell'overtourism, che non nasce con questa amministrazione, non nasce oggi, esiste oramai da troppi anni. È il momento di intervenire sicuramente con delle azioni importanti e incisive, ma serve una programmazione. E quello che ho spiegato è che abbiamo messo in campo noi come amministrazione, io in particolar modo come assessore all'ambiente, incaricando gli uffici per l'affidamento della redazione del PUMS, il piano urbanistico della mobilità sostenibile, attraverso il quale è stato monitorato in maniera molto attenta e puntuale il nostro territorio, in particolar modo l'isola della Maddalena e l'isola di Caprera, per quanto riguarda i flussi che appunto ci sono nei punti più sensibili delle nostre isole principali. Da questo monitoraggio poi la ditta incaricata presenterà ovviamente il piano e delle soluzioni che noi come maggioranza andremo ad adottare in toto o in parte. Ovviamente tutto questo verrà fatto salvaguardando le attività economiche, ma ancor prima coinvolgendo le attività economiche in questa pianificazione. Un'altra azione molto importante di cui ho parlato in Consiglio Comunale è quella della progettazione del famosissimo Anello di Caprera, un progetto di cui si parla da tantissimi anni. Il nostro sindaco ha avuto la grande capacità e abilità di reperire le somme presso il Ministero, attraverso le quali poi si potrà dar vita a questo progetto. Il progetto ha superato la fase della conferenza di servizi con la maggior parte diciamo dei pareri positivi, ne mancano solo alcuni e stiamo cercando ovviamente di dirimere le problematiche. Nel frattempo, con le nostre forze dell'ordine, Polizia Municipale, Barracelli e volontari della Protezione Civile, in questi anni abbiamo fatto in modo che il nostro territorio venisse comunque gestito al meglio. I flussi su Caprera, i punti più sensibili, certo ci sono state delle giornate in cui il traffico e le auto parcheggiate in maniera selvaggia hanno preso sicuramente il sopravvento, ma grazie al pronto intervento delle nostre forze messe in campo si è scongiurato sempre, diciamo, il pericolo. Ci sono tante cose da fare e di questo ne siamo fortemente convinti. Però bisogna pensare alle cose concrete, non alla propaganda a mezzo stampa. Queste progettazioni di cui ci parlavi, quando verranno messe in atto? Allora, le progettazioni sono ovviamente già partite. Ciascun progetto richiede dei tempi ovviamente specifici proprio per la redazione, per il completamento e per la messa in opera. Sono a buon punto. A breve effettueremo, come ho detto poc'anzi, diciamo, la fase di coinvolgimento
di tutti gli stakeholder del nostro territorio per avere feedback comunque anche da loro circa le azioni da mettere in campo. Ci tengo però a sottolineare una cosa, che il consigliere Cossu ha fatto parte della nostra maggioranza per quasi 4 anni. Il problema ambientale, il problema della salvaguardia di Caprera, che non riguarda solo Caprera ma riguarda anche l'isola della Maddalena, riguarda l'arcipelago in toto, per lui non è mai stato un problema a quanto pare, perché mai prima d'ora ha segnalato questa problematica. Oltretutto ha fatto parte della commissione ambiente di questa maggioranza, quindi mi chiedo perché oggi muovere questa polemica a mezzo stampa che non porta sicuramente alcun beneficio. Oltretutto prendo le distanze da quanto ha dichiarato durante il Consiglio, asserendo che io avessi dichiarato che le fotografie che sono uscite sul Corriere della Sera, sulla Nuova Sardegna, fossero datate insomma degli anni precedenti, che quindi io facessi parte di quella schiera di persone, di negazionisti. Io tutto ciò non l'ho detto, per fortuna c'era il pubblico che ha sentito e che ha sentito anche le sue false dichiarazioni, quindi prendo le distanze da queste cose, dico solo che notizie così deleterie sulla stampa nazionale per il nostro territorio fanno un gran male. Noi abbiamo delle bellezze immense, delle imprese, delle aziende che andrebbero valorizzate e su quelle dovremmo farci promozione, non sulle cattive azioni che purtroppo si verificano oramai da tanti anni. Metteremo fine a tutto ciò. Non sarai ricordata come l'assessore Palloncini? Questa è un'altra battuta che mi ha mosso il consigliere Cossu, che corro il rischio di essere ricordata come l'assessore ai palloncini. Se anche fosse, ne andrei sicuramente fiera, perché l'ordinanza che ho firmato l'anno scorso, che impedisce il lancio dei palloncini in aria, salvaguarda il nostro ambiente. Il palloncino, lo sappiamo, una volta che viene rilasciato nell'atmosfera poi esplode e ricade sul territorio. A terra crea un danno, a mare crea un duplice danno, perché viene ingerito insomma, dai delfini, dalle tartarughe, spesso si inceppano i laccetti nel collo e questo crea un grandissimo danno all'ambiente. Quindi fiera e orgogliosa di aver firmato quell'ordinanza. Grazie mille. Grazie a voi.